Presidente Luigi Curto della Confederazione del Veneto, l'organizzatore di questo evento con due importanti relatori, Gian Claudio Bressa e Mario Bertolissi. Il tema è cosa succederà quando ci sarà il referendum, se dovesse vincere il sì, con questa riforma costituzionale che cambia un po' le regole tra le competenze Stato-Regioni, in bene o in male. Sta di fatto che le imprese artigiane sono imprese ma anche persone che abitano questo paese e quindi un approfondimento di questa riforma era necessario. Assolutamente sì, e su questo devo dire che la Confartigianato, innanzitutto a livello nazionale, già da un paio di mesi ha affrontato con attenzione la discussione in merito alle riforme costituzionali, presentando proprio in Giunta nazionale di cui faccio parte l'attuale situazione e la situazione modificata. E quindi la massima attenzione per l'appunto da parte del nostro sistema, che oggi rappresenta gran parte delle imprese nel territorio del Veneto, ma anche a livello nazionale, e di conseguenza, come giustamente diceva lei, rappresentiamo imprese, ma rappresentiamo anche uomini, donne, famiglie, quindi queste riforme sono sicuramente necessarie come tante altre. In particolar modo la riforma dell'impianto costituzionale è sicuramente un'operazione estremamente delicata, estremamente complessa, anche subordinata poi alla ipotesi del referendum che chiaramente spaccherà il paese in due parti, tra chi evidentemente è assolutamente favorevole alla riforma e a chi assolutamente non lo sarà. E questo socialmente è il primo aspetto che, così mi permetto di dire, crea non pochi problemi. Io ho letto attentamente l'ipotesi di riforma e come sempre, visto che si va verso un referendum, dovremmo avere più variabili sulle quali poter dire sì e no ai diversi aspetti, evidentemente, perché come ogni riforma c'è il buono, consentite magari la battuta un po' infelice, è la parte più triste, e non si può pensare di suddividere in due parti il buono e il triste, che poi evidentemente non può coincidere con il pensiero di tutti, e di conseguenza abbiamo anche a livello nazionale affrontato questa importante iniziativa del governo che modificherà radicalmente gli assetti istituzionali che hanno visto una prima modifica intorno agli anni 70 e 80, con una rivoluzione del sistema. Non ci sarà più questo bicameralismo perfetto, andremo verso un nuovo modello anche di Stato, probabilmente auspichiamo tutti più moderno, più veloce, più efficiente. Sì, voi oggi avete chiamato qui il governo con il sottosegretario Bressa e invece poi un fautore e ideatore del federalismo come il professor Bertolissi, per avere due visioni e dare un'idea, diciamo così, un po' più chiara alla gente. Assolutamente sì, ecco, su questo posso dire che va dato grande merito all'ufficio di presidenza, alla direzione, che abbiamo assieme voluto fortemente affrontare questo tema e portarlo all'attenzione delle 7 province del Veneto, in una realtà appunto come quella veneta, che voglio sempre ricordare vive 3 situazioni assolutamente straordinarie per certi versi, però per altrettanti fortemente penalizzanti. Siamo la terza regione per residuo fiscale attivo, abbiamo un regolamento, uno statuto regionale che riconosce ad una provincia interamente montana la sua specificità, e da terzo purtroppo questa incognita dell'ipotetico referendum regionale sulla cosiddetta autonomia del Veneto. Allora questo stride evidentemente con i principi di una riforma costituzionale nazionale, quindi siamo in una sorta di limbo, se mi concedete il termine, verso il quale il Confartigianato ci deve stare, gioco forza, però vuole cercare di distinguersi e alzare un po' i toni. Ecco perché questa sera abbiamo invitato e siamo onorati di avere presente il sottosegretario di Stato Gian Claudio Bressa, il professor Mario Bertolissi, autorevolissimo amministrativista, quindi profondo conoscitore della materia costituzionale,
Mi auguro che scaturisca un dibattito tra chi parteciperà a questo evento, che è stato impegnativo anche perché più volte è stato ritardato a causa delle situazioni che a livello europeo hanno visto in particolar modo il governo italiano fortemente impegnato e anche preoccupato per gli eventi. L'auspicio è appunto che da una buona discussione vi siano altrettanto risposte efficaci ed efficienti da parte del rappresentante del governo, e magari possano anche recepire, al di là di quello che la Confederazione del Veneto, attraverso le sue funzioni, in particolar modo chi si occupa della semplificazione e anche dei suoi funzionari, penso al collega Pozza che ha la delega alla semplificazione, penso alla dottoressa Muntari che sta lavorando su questo ambito, però quella è una visione nazionale. Oggi l'onorevole Bressa, sottosegretario di Stato, avrà modo invece di raccogliere indicazioni specifiche e precise del Veneto, dal Veneto e da noi Veneti.